appuntamento con Io Compro Siciliano Live. Bentrovati a tutti da Eliana Chiavetta all'interno dello spazio in cui ci raccontiamo il meglio del Made in Sicily e non solo. Oggi ritroviamo una vecchia conoscenza di Io Compro Siciliano, una delle aziende che possiamo trovare su www.iocomprosiciliano.com, sul nostro marketplace del Made in Sicily. Diamo il benvenuto all'avvocato Cristina Altamore, che qui non in veste di avvocato ma come rappresentante della famiglia e dell'azienda Altamore di Giuliana. Grazie Eliana, buongiorno a tutti. Cristina, quello è per mettere in chiaro le cose, oggi domani. Ecco. Non ci facciamo mancare nulla. Ma tu riesci a bilanciare fra i due lavori? Sì, con molta fatica riesco, sì. Ti fanno i salti mortali, queste donne multitasking che stanno dietro. Proprio così. La vostra è un'azienda storica, conduzione familiare, sono diverse le generazioni che sono passate e che hanno dedicato la propria vita alla coltivazione. Mi incuriosisce anche un po' la tua storia personale, non ne avevamo parlato, non so se lo possiamo fare. No, sì, certo. Tu hai sempre pensato di fare un lavoro a parte? Ti hanno cresciuto dicendoti devi prenderti cura dell'azienda di famiglia? Come sei cresciuta? No, non mi hanno imposto quello che poi oggi appunto sono diventata. Semplicemente ho ereditato questa passione per la mia terra e quindi non penso di aver potuto fare diversamente nella mia vita. Sono legata al mio paese di origine, all'azienda di famiglia, alla mia famiglia, alle tradizioni, al luogo in cui viviamo. Non mi immagino in un altro posto. No, immaginavo una scena, qualche materia di quelle che provi la prima, la seconda volta e dici vabbè butto tutto, me ne torno in azienda. No, anche la scelta di fare appunto giurisprudenza e di fare la professione poi di avvocato è stata, l'ho scelta con consapevolezza perché anche quella è una mia passione, quindi ho cercato di portare avanti entrambe le strade, ecco. Sì, e noi oggi torniamo però alla famiglia, torniamo a questa azienda che ha anche una mission importante, quella di preservare la biointegrità millenaria dei prodotti del territorio che ha dato i natali alla vostra famiglia e i prodotti che oggi possiamo raccontare. Sì, noi come dicevi appunto la nostra azienda siamo la terza generazione, quindi l'abbiamo ereditata da nostro nonno, poi da mio padre, così insieme ai miei fratelli. Io ho 3 fratelloni con i quali condivido questa grande passione, che sono il cuore poi e l'anima dell'azienda agricola. E abbiamo portato appunto avanti la tradizione di famiglia, la coltivazione delle nostre terre, per lo più la coltivazione appunto di cereali, ma la nostra azienda è un'azienda multifunzionale, ecco, nel senso che abbiamo pure un allevamento di bovini, abbiamo uliveti, abbiamo vigneti, quindi diciamo che il ciclo biologico è completo. Oggi vogliamo parlare un po' di pasta? L'orario Sì. è giusto. L'orario è quello giusto. Abbiamo da un anno circa abbiamo iniziato la commercializzazione della nostra pasta, appunto che è una pasta di grano duro integrale Senatore Cappelli, che coltiviamo da circa 8 anni. In questi anni, prima di arrivare appunto alla trasformazione, ecco, del grano in pasta, abbiamo voluto provare e cercare, ecco, di migliorare il più possibile questa produzione, e così abbiamo deciso appunto di trasformare il grano in pasta e da un anno insomma commercializziamo la nostra pasta Altamore. Il grano è il grano Senatore Cappelli, ne abbiamo parlato durante le altre dirette. Abbiamo scelto questo grano proprio perché tra le diverse varietà di grani antichi, anche se non è siciliano, ecco, non ha origini siciliane, ma è l'unico grano certificato in purezza, e questo garantisce l'autenticità del prodotto trasformato e quindi il patrimonio, diciamo, genetico del seme, a tutela della nostra salute, anche alla luce
di tutte le intolleranze alimentari che nel tempo stiamo riscontrando. Che non sono dovute al prodotto in sé nella maggior parte dei casi, ma appunto alle modificazioni genetiche, a come vengono trattati, ad altre problematiche. Se no non si spiegherebbe com'è che i nostri nonni, i nostri bisnonni, trisavoli, mangiavano pane e pasta e si nutrivano probabilmente anche solo di quello dalla mattina alla sera, e oggi invece tante problematiche di intolleranze alimentari, di allergie si vanno diffondendo veramente a macchia d'olio. Abbiamo un video per conoscere un po' meglio l'azienda Altamore, lo guardiamo insieme. Grazie. Spero che le vostre pentole stiano già bollendo, perché arrivate a questo punto, dopo questa carrellata di tipologie di pasta, viene veramente voglia di andare a mangiare immediatamente. Ma abbiamo una bella novità rispetto all'ultima volta che ci siamo sentite: non solo pasta, possiamo dire così? Non solo pasta, sì, fra un po' entreremo, cioè metteremo in commercio le lenticchie, quindi stiamo preparando perché anche lì lenticchie piccole, mignon, verdi siciliane, anche queste coltivate appunto in biologico, sono ricche di fibre, di proteine, di ferro, e quindi aggiungiamo questo legume, ecco, alla nostra famiglia di prodotti. È giusto, anche perché tu mi stai dando degli assist per quello che sarà l'intervento che seguirà dopo. Bisogna anche avere un'alimentazione bilanciata, quindi non possiamo avere solo carboidrati, proteine, tutto il resto serve, e ovviamente partendo da prodotti curati e controllati fin dalla nascita come quelli dell'azienda Altamore, abbiamo anche la serenità di avere la qualità. Ricordiamo sempre che quello che mangiamo entra a far parte di noi, e quindi è proprio su quello che dobbiamo puntare l'attenzione massima. E ricordiamo anche che su www.iocomprosiciliano.com si trovano anche i prodotti dell'azienda Altamore. Questo è un modo per riceverli a casa, quindi in un periodo in cui ci dividiamo, io sono a Palermo, siamo in zona rossa, altri saranno in zone di altri colori in giro per l'Italia, anche in questo momento si può ricevere i pacchi a casa e quindi mangiare bene pur rimanendo nella propria cucina. Direi comodamente. Comodamente, ci piace. Grazie mille Cristina Altamore per essere stata con noi quest'oggi. Grazie a te Eliana e a tutta la redazione. Grazie. Alla prossima, grazie. E a proposito di ricevere comodamente a casa i prodotti made in Sicily, guardiamo lo spot di www.iocomprosiciliano.com. Eccoci tornati. Allora, forse l'avete intuito, ovviamente con l'azienda Altamore abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di prodotti buoni, e c'era sempre questa particolare attenzione ai valori, cosa contengono, fanno bene. E allora abbiamo chiamato i rinforzi ed ecco che arriva con noi il dottore Francesco Romeo. Ben arrivato. Grazie Eliana, buongiorno a tutti. Dietista, farmacista, e quindi qui
questo piatto di pasta lo possiamo mangiare o no? Perché poi arrivano quelli che ti dicono per stare a dieta abolita la pasta, ma qui parliamo di cose buone, fatte in Sicilia, controllate, con prodotti che sono naturalissimi e che sono sani. Sì, hai proprio detto correttamente, Liana. Purtroppo questa povera pasta negli anni è stata veramente demonizzata, quando invece in realtà dovrebbe stare al centro della nostra alimentazione, perché è alla base dei carboidrati molto importanti che dobbiamo riuscire a introdurre durante la giornata. Tra l'altro, ho ascoltato con molta attenzione l'intervento precedente di Cristina Altamore e ho avuto anche il piacere di andare a valutare le tabelle nutrizionali della sua pasta. Dà dei valori fantastici, sia dal punto di vista di carboidrati, la mancanza totale di zuccheri, quindi garantisce un indice glicemico molto basso, quindi una tipologia Ecco, di da pasta. qui possiamo dare un'indicazione, dottore, possiamo dire quelle etichette lì che sono scritte tanto piccole invece andrebbero scritte in maniera gigante, portandoci una lente di ingrandimento, facendo una foto col telefonino e ingrandendole. Cosa dobbiamo andare a guardare per capire, per esempio, su un pacco di pasta qual è una pasta più salutare? Allora, intanto dobbiamo vedere intanto l'origine del grano. Quindi quando comunque andiamo a scegliere una pasta con grano siciliano, siamo sicuri che stiamo andando a scegliere un prodotto di qualità, è un prodotto che cammina poco. Cammina poco che vuol dire? Vuol dire un prodotto chilometro zero. La pasta Altamora viene fatta a Giuliana, che è a 90 km di distanza, contro magari una pasta di Camut, che tanto osannato in questo periodo, che proviene dal dal Canada. Ok, quindi saper scegliere vuol dire anche saper diciamo, salvaguardare l'ambiente. È appunto una pasta di grano siciliano, sicuramente può permetterci sia di garantire l'ambiente, ma anche di garantire l'economia locale. Noi vogliamo oggi fare un po' di incursione anche nel passato del dottore Romeo, perché ha fatto uno studio inserito proprio nella sua tesi su un menù che ha tanto a che fare con la Sicilia e con i prodotti sani. È vero, è una tesi, la mia tesi di laurea del 2015 in dietistica, che è nata quasi per gioco durante il periodo della guerra arancino-arancina. Ok, arancina, Palermo, arancina. Esatto, invece io mi sono chiesto, ma l'arancino o arancina è siciliano o siciliana? Nel senso che un alimento, per definirsi siciliano, deve essere fatto con tutti gli ingredienti siciliani o basta soltanto la tradizione della ricetta? Perché anche contattando il professore Basile, difficilmente siamo riusciti a trovare delle produzioni di riso, per esempio, in Sicilia. Quindi è più siciliano mangiare un'arancina o mangiare un piatto di pasta di grano siciliano con del le sarde di Valle d'Olmo e con delle melanzane perline del Ragusano, per esempio, ok? E da lì così per gioco è venuta l'idea di creare Però questo... possiamo mangiare lo stesso le arancine, almeno una volta l'anno, per favore, anche se... No. Anche più volte l'anno, ecco. Cioè, facciamo cucinare alle mamme siciliane o ai bravissimi ristoratori che sanno farle bene. Ovviamente. No, infatti, diciamo, questa è una piccola provocazione, tanto per scherzare. Sono spunti di riflessione importanti anche quelli. Sì, anche se poi alla fine sono riuscito a trovare un piccolissimo produttore di riso siciliano che è Adenna, un riso arboreo di Agrirape. Quindi diciamo, è venuta fuori questa tesi appunto molto piacevole anche da leggere, è scaricabile gratuitamente dal mio sito. È un viaggio di 9 giorni, ognuno dedicato ad una singola provincia siciliana, e creando un menù dalla colazione alla cena con solo prodotti certificati della provincia. Il fatto di essere certificati non è stato semplice poter creare questi menù. Certificati significa prodotti IGP o DOP, che sono certificazioni europee, oppure PAT, che sono certificazioni ministeriali, o di presidi di slow food. Allora, siccome non si erano attivate abbastanza le nostre papille gustative con i discorsi sulla pasta, noi vogliamo così continuare ad infierire. Guardiamo un video, iniziamo a capire di quali alimenti stiamo parlando e poi magari possiamo provare ad entrare nel vivo di una giornata di menù. Intanto guardiamo insieme questo video.
ma quante meraviglie, che voglia di cose fresche, buone, e anche frutta che ci riporta verso l'estate. Una curiosità, una volta mi hanno detto, così approfitto, domanda, è entrata a gamba tesa in gergo calcistico, perché ho visto un'immagine che mi ha colpito in particolare, i capperi. Visto che siamo in un periodo delicato anche dell'anno, ma è vero che sono un potente antistaminico naturale, i capperi? Sì, i capperi sono un potente antistaminico, e in Sicilia siamo dei grandi produttori di capperi. Forse, ecco, anche troppo rispetto alla nostra produzione, e qui diciamo entriamo magari in un ambito di frodi purtroppo alimentari che ogni tanto capitano, però quando andiamo a prendere un buon cappero di Pantelleria, un cappero di Linosa, ecco, sicuramente non possiamo che aiutare a curarci grazie anche agli alimenti, soprattutto in fase di prevenzione, riuscire a mangiare la mattina e la sera alimenti corretti non può che aiutarci. Per esempio, utilizzando un buon aglio come l'aglio di Nubia del Trapanese, che è un ottimo antinfiammatorio, per esempio. Dottore, tu conosci qualcuno che di aglio ne mangia tanto e oggi si festeggia un record, lo possiamo dire? Grazie Elena, sì, oggi il bisnonno dei miei figli compie 100 anni, Giacomo Razzetti. Complimenti, auguri! Grazie, ex giornalista, insomma, una bella vita. E ha Appunto, mangiato sempre tanto aglio. diciamo che quando entri a casa sua l'aglio si sente, ecco. Oh. Sono scelte, però ci è arrivato a 100 anni. Neanche il principe Filippo d'Inghilterra ci è arrivato a 100 anni. Si è fermato poco prima. Si è fermato poco prima. Ma andiamo a un menù, ci dici, scegli tu una provincia, dici tu. Ma guarda, siamo palermitani, oggi gioca il Palermo, quindi diciamo parliamo speriamo forti fortuna questo menù oggi. Guarda, casomai non sarà colpa del menù, ci sono altre colpe, non ti preoccupare. No, sicuramente. Spero che mangino bene, così non ci faccio indigestione a noi per la partita. Guarda, per esempio, la colazione di Palermo. Io ho trovato uno yogurt, per esempio lo yogurt Carollo, che è uno yogurt fatto in provincia di Palermo, che potremmo abbinare con del pane di Monreale, con il miele di ape nera. Per esempio, l'ape nera è un'ape che stava per scomparire, ed un produttore di Termini Imerese invece è riuscito nuovamente a mantenere in vita e a creare il miele di ape nera. E poi abbiamo preso come spuntino il mandarino tardivo, che è il mandarino tardivo di Ciaculli. Se poi andiamo al pranzo abbiamo un'ottima pasta, per esempio con la zucchina friscaredda di Misilmeri, con il peperone di Polizzi, il pane di Altofonte, poi come spuntino potremmo prendere lo sfizioso alla manna di San Mauro, e la sera per esempio le lenticchie. Parlavamo poco fa anche con Cristina Altamore, sentivo parlare delle lenticchie, ecco, che è un ottimo modo per poter assumere proteine senza eccedere per esempio con le proteine animali. Poi abbiamo sempre la cena, potremmo mangiarci un caciocavallo di Godrano. Proprio sul caciocavallo vorrei fare una piccola Tu stai sparando mirato sui miei punti deboli, cioè proprio sempre lì dritto. Va bene, continuiamo sul caciocavallo. No, sul caciocavallo. Ti posso dire qual è la mia pasta preferita nella vita? Sentiamo. La pasta con quella che noi chiamiamo scarola, la pasta con l'indivia, con la lattuga riccia e i pezzettini di caciocavallo. Okay. E io lì costa proprio nulla, ma io lì proprio impazzisco. E là quando metti i cubetti di caciocavallo proprio la morte sua al punto di quella pasta. Siamo a limite del tempo, tra l'altro, ci siamo emozionati nel parlare di tutto questo. Volevo leggere qualche messaggio prima di salutarci, perché già abbiamo superato i 20 minuti, quindi chiedo al nostro Nicolò Acquisto in regia, ci fa vedere i saluti di Vincenzo Spinelli che dice buongiorno a tutti, buongiorno anche a te, John Blandi che ci saluta da New York, in particolare dal campo da golf, bravo John. Rosalba Zagarella che dice bello quando si fa un lavoro con passione e la passione si percepisce. Sì. E ancora Maurizio Tumminia che dice complimenti a Cristina Altamore. Giulia Scalia che dice Francesco Romeo è un bravissimo dietista e una grande persona, lo consiglio a tutti, come persona come dietista. No. Auguri al nonno, scrive Tito Puleri, auguri a Gigi, Giulia Scalia, e qui sono sopravvissuti all'aglio, quindi si può fare. E poi serve a tenere bassa la pressione l'aglio.
Eh sì, è certo, sì, è un antinfiammatorio, antitrombotico, ha tantissime caratteristiche. Vedi, la bellezza del tuo sorriso quando hai parlato della pasta con la scarola deve essere un monito per tutti quando ci approcciamo alla dieta, che la dieta non è tristezza. Se noi pensiamo alla dieta come tutto bollito, come tutto solo ai ferri, ecco, la dieta durerà una settimana. Quando invece siamo bravi in cucina e utilizziamo le verdure, come tu hai detto, la scarola, una pesta il peperone, un pomodoro buono, possiamo trasformare dei piatti in piatti eccezionali e poter fare una dieta a vita senza sentirsi tristi. Ecco. È vero, questo è il messaggio più importante. Grazie, dottore Romeo, per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti per averci seguiti come sempre. Noi torniamo domani a mezzogiorno con un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ciao!